tutti voi, buonasera e ben trovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Lo vedete dal nostro titolo, questa sera a Elettroshock Ognuno al Bale con Soagne. È il titolo di questa puntata, ma è soprattutto il titolo dell'ultimo libro pubblicato in friulano da William Cisilino. Questa è la pubblicazione che è al centro della puntata di questa sera, che ci dà l'occasione per fare qualche riflessione sulla Marilenghe. Ognuno al Bale con Soagne, che insomma ho detto credo arcinoto in questo territorio, spesso utilizzato nella nostra quotidianità, che credo ben riassuma anche la concretezza, ma anche la fantasia e la poesia di questa lingua. Ne parleremo con i nostri ospiti questa sera, in studio anche Paolo Mosanghini, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Ben ritrovato. Grazie. Paolo, grazie per essere qui anche perché questa pubblicazione da qualche settimana è in edicola proprio con il Messaggero Veneto, giusto? Eh sì, è in abbinamento editoriale con il Messaggero Veneto e sta andando peraltro molto bene. E siamo molto contenti. Non potevamo parlare di questo libro senza avere in studio naturalmente il suo autore, per cui salutiamo e ringraziamo per essere qui a Telefriuli William Cisilino. Buonasera William. Buonasera e buonasera a tutti. Allora, è giornalista, appunto scrittore, anche direttore dell'Arlef, non lo dimentichiamo, ma questa sera è qui soprattutto in veste di scrittore, di autore di questa pubblicazione, insomma soprattutto persona che per la Marilenghe, per il friulano si adopera tantissimo, quotidianamente e con grande concretezza, portando appunto il friulano anche in edicola. Sappiamo peraltro, diceva prima Paolo, insomma sta andando molto bene la vendita, tremano a Trieste perché ci risulta che sia la pubblicazione, il libro più venduto a Trieste, così? Beh, su Facebook abbiamo un po' giocato su questo, abbiamo fatto un meme in cui si diceva no, sconvolta Trieste, un libro in friulano è il primo in classifica. Alcuni ci hanno creduto fra l'altro e quindi abbiamo dovuto rispondere a questo. Certo, perché il friulano viene preso sul serio. Beh, fra l'altro una cosa che io dico sempre ai miei amici triestini, non è uno scherzo, fino alla fine del Settecento si parlava al tergestino, che era un dialetto del friulano sostanzialmente, quindi su questo ovviamente io cerco di pompare sempre e dopo le prendo ovviamente perché questo discorso non piace, eccetera. Chissà come mai, chissà come mai. Abbiamo in studio altri due ospiti con i quali appunto andremo alla scoperta di un friulano diverso forse da quello al quale siamo abituati e insomma scopriremo come si presti davvero a tanti utilizzi. Allora comincio dalla mia destra, saluto Mauro Ciani, grazie per essere qui con noi questa sera, graphic designer, direttore creativo e socio amministratore di Antes, che è uno studio di comunicazione visiva e graphic design che ha sede proprio a Udine, uno studio che lavora con importanti aziende nazionali, internazionali, per enti pubblici locali ed è anche questo uno dei motivi per cui l'abbiamo portato in studio, il creativo che segue la grafica e appunto la parte creativa dei social dell'Arlef. Quindi grazie per essere qui con noi. Un saluto anche a Rossella Dosso, ricercatrice, operatrice culturale. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Edi Capriva del Friuli, ha 26 anni, ricercatrice di economia all'Università di Udine, giornalista pubblicista che collabora con diverse riviste, che peraltro nel 2019 è stata tra i vincitori del premio Ciceri indetto dalla Filologica Friulana con una tesina sulla friulanità di Gorizia che presentò all'esame di maturità classica. Quindi abbiamo parlato del friulano a Trieste, parleremo anche del friulano a Gorizia, e in questo caso insomma siamo nel Friuli storico, per cui nulla di strano, ma partirei subito da Paolo, che ha peraltro curato la prefazione di questa pubblicazione, perché introducici tu a questo libro e a quello che raccoglie, a quello che propone. Ma intanto volevo chiedere una battuta a William, cioè elettroshock, cioè, come lo traduciamo in friulano? Una biele schiassate, una biele schiassate. Ecco, diciamo che il libro nasce da una rubrica che William tiene ormai da alcuni anni sul Messaggero Veneto, che poi con il tempo si è anche modificata, è diventata da quest'anno la foto da settimane.
e allora direttore del Messaggero Veneto era Omar Monestier, e William si propose appunto con una rubrica settimanale che usciva la domenica, e ha mantenuto questa finestra sul giornale, scegliendo una parola e spiegandola. E ovviamente William ha questo tratto molto anche umoristico nello scrivere e nel descrivere anche, tant'è che insomma alcuni suoi scritti sono proprio delle vignette, come dire, delle pennellate di friulano. E poi ha scelto di raggrupparle, di unirle e di creare questo volume. Non è il primo che William fa, perché è già al terzo, se non sbaglio, William, Sì. libro che tu produci. E poi è nata la proposta anche di abbinarlo con il Messaggero Veneto, perché i lettori sono affezionati alle sue rubriche, lo vediamo anche dalle lettere che ci arrivano, appunto anche a commento talvolta a quello che scrive e adesso a quello che illustra, perché appunto da quest'anno, come dicevo, la rubrica di William è una vignetta, è una fotografia con una battuta in friulano e commenta appunto il fatto della settimana, commenta alcune così fatti di cronaca più che o fatti di politica, dipende, sceglie lui, è libero appunto di scegliere il soggetto che appunto va a illustrare. Ed è nata da William questa idea poi di raggruppare in un libro, però William tornin a te in chiens fa, quando tu hai buttato lì l'idea di fare la rubrica, c'è motivo di nada? Sì, la sud è così, proprio come che tu l'hai scontata, eri con Omar, e lui, quando è arrivato qua, aveva tante gole di confrontarsi con la lingua e la cultura furlane, e allora così proprio in sud è fevelant con lui, una roba che non sa chiatare da guardia, che aveva di essere una rubrica di attualità, aveva di fevelare di aldi di attuale, dopo la lingua furlane, però allo stesso momento ci rende di noi si pesanti, no? Allora una vore curte, si è 100 battute, una vore facile di chiatare con la paraule, e hai di dire che insomma ha funzionato. Dopo chiaramente a volte si scrive una roba che funziona di più e altre volte di mancul, una vora dipende anche di ciò che capita via per settimane, come che ecco, non mi insegnai la scelta della paraule è sempre stata facile, a volte sai così facile che non tu puoi disfare di mancul di fa che no, altre volte si invece proprio manca la materia prima, allora tu hai là cirita le tu aspetti gli ultimi ore prima di mandare il tocco in redazione, e a volte succede il miracolo, a volte non succede, e tu hai rangiati, come che dicevi prima con Alessandro, per aule topic è un verb topic della lingua furlana, rangiarsi. Ma qui ti hai dato più spunto, la politica o altre? Ma a me mi piace più il costume società, cioè che le robe strambe che succedono, a volte è una roba che mi hanno in time domandato, sia di lettori del giornale, sia di qualche dopo li sai tu di Sadun, tra i 3 libri che hai fatto, ma sono tutti veri, sì, a confermi che tutte le robe che sono scritte qua sono veri. Dopo il ricam che magari affasciò alla fine, no, per chiattare la battuta, che chiaramente hai tante volte su un'iperbole proprio per far ridere, ma il fatto di partenza è sempre vero, come anche la foto delle settimane è sempre un fatto vero. Ecco, il Gran Schwarz che già con Omar si aveva detto che come a mantenere anche con Paolo per la foto delle settimane, sono sempre fatti che sono succeduti in Friuli. Non vuoi accirire robis fuori dal Friuli. Beh, a Trieste sì, però. A volte sì, a Trieste è un sconfinamento, ma la dice un collegamento col Friuli. Sicuro, no? sicuro. O chiaramente che anche si fa vedere, dopo fare invio di una che è piaciuta un'evore sulla questione del tiers mandato, chiaramente sai politica regionale, sicuro che si va a favelare. William Ceise per te ci rappresenti a parte la Marilenghe? Beh, la Marilenghe io mi sono domandato tante volte perché mi è venuta questa passione, no? E alla fine non è di fare tante filosofie, perché mi riguarda ciò che so io, ciò che è stata la mia famiglia, ciò che è la mia famiglia, e sono tutti le persone che hanno fatto parte soprattutto della mia infanzia, di che anni
proprio di cancari piccinini e dopo di cancari giovani, di che cultura Savolin che era anche molto forte, forse dagli anni 70, io sono del 74, era anche molto forte, io la sentivi e sono ridotta ai didisi la passione che hanno saputo trasmettermi, sono ridotti i miei nonnos, che mi contavano in stories per Furlan con grande passione, e anche i miei genitori sono ridotti a mare, una loro appassionata di questi robisca. Allora, torno all'italiano perché adesso tiriamo in ballo dei personaggi che credo non parlino in friulano. Hai una sorpresa per noi. Ci sono due personaggi pubblici della politica, tornando alla politica, che insomma spesso non si trovano propriamente d'accordo, anzi spesso finiscono con il litigare, ma pare che tu sia riuscito a mettere questi due personaggi d'accordo. Sì, mi hanno inviato una foto, non so se i telespettatori stanno vedendo, no, la Giorgia Meloni e Alice Line hanno detto, non si mai d'accordo su noi, ma come che avete letto il tuo libro, avete chiatato una roba che ha sin d'accordo, che non splash il tuo libro. No, in realtà io ho portato queste foto qua, che naturalmente è fatte con l'intelligenza artificiale, anche così fa capire una roba. Io ho tentato di metterle su Facebook, facendo la promozione dal libro, Facebook mi ha detto dopo 2 minuti che roba che non tu puoi smettere per motivi, non hai ben capito perché. No? Allora dite, boh, dopo un mese un po' più libero che è la televisione, così per fare dori dati, perché dopo la fine chiaramente questa è la finalità. Però insomma è davvero molto carino e ci piace insomma l'idea di ospitare anche questa fotografia. Allora, abbiamo tante cose da raccontare, io poi qualcosa andrei veramente a leggere, chiederei a te poi di leggere perché insomma vale veramente la pena, magari qualcosa la scegli tu, qualcosa sceglieremo noi, però insomma è simpatico perché veramente nei detti, nelle parole, nelle espressioni c'è tanta cultura, c'è tanto territorio ed è anche vero che alcune espressioni è difficile tradurre in italiano e soprattutto quando le traduci perdono un po' della loro potenza anche evocativa e poi così ci abituiamo anche a questa musicalità e soprattutto alla lettura che forse se già col parlato c'è qualche difficoltà, leggere il friulano è ancora forse più complicato, anche se devo dire che vuoi anche per la brevità, per la concretezza, no, dei temi, è una lettura che posso definire davvero alla portata di tutti, ma che diventa anche un esercizio utile. Ma ne parliamo dopo la pubblicità. A tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, ognuno al bale con Soagne, il tema di questa sera, lo spunto è l'ultima pubblicazione in friulano di William Cisilino che ci sta dando l'occasione per parlare del friulano, dei detti, ma insomma anche di cultura, di identità. Prima di tornare da William e chiedergli anche di leggerci qualcosa di questa pubblicazione, volevo fare un passaggio anche con gli altri ospiti, a partire da Mauro Ciani. Insomma, abbiamo detto che si occupa della parte grafica dei canali social dell'Arlef. Intanto che tipo di esperienza è questa? Quali sono in particolare le specificità, le peculiarità? È un'esperienza dal mio punto di vista entusiasmante, è stata anche inaspettata perché non ci reputavamo all'altezza di poter insomma, arrivare a sostenere questo tipo di lavoro, ma in realtà, come diceva William prima, ci abbiamo messo del nostro, cioè del vissuto, perché la lingua comunque fa parte di noi. Quindi anche quando mettiamo a punto il piano editoriale, perché qui non si tratta solo di un lavoro creativo in senso grafico, visivo, ma c'è prima un lavoro proprio di creatività editoriale, proprio legata alla lingua in generale, no? Che viene prima stilato e poi viene vestito. Ecco, allora partiamo dall'inizio da come immaginate e come date vita a questo piano editoriale. Guarda, potrei dirti che c'è una grande organizzazione e programmazione che di fatto c'è, ma fondamentalmente non è che ti metti lì e 2 ore e stili un piano editoriale. Il piano editoriale nasce tutti i giorni,
ascoltando anche quello che diciamo in questo momento qui, il commento di una zia, di una nonna, un chiacchiericcio al bar, sono appunti che prendiamo costantemente sul telefono e che poi cerchiamo di abbinare all'interno delle rubriche per dargli vita, insomma. Ecco, volevo chiedere scusa, proprio questo, cioè anche illustrare, no? con alcune immagini, alcune situazioni, Sì. eccetera. Cioè, nasce proprio anche da questo, cioè da un'intuizione e quindi un collegamento con, diceva appunto lei prima, con quello che magari ha detto qualcuno, Certo. quindi c'è così un riaffiorare di un'idea o comunque Sì, di un modo di proporre. funziona in tutti e due i sensi, no? Cioè può essere che si ascolta un qualcosa e te la immagini, come può essere tradotta visivamente, o al contrario a volte hai uno stimolo visivo che ti dice ma perché non provare a tradurlo in un meme, in un post dedicato ai canali social dell'Arlet. E l'umorismo di Cisilino quanto incide? Beh, incide tantissimo perché se non ci fosse ovviamente l'umorismo comunque della direzione non sarebbero comprese neanche accettate probabilmente certe cose, ovviamente nei limiti del buon senso e dell'istituzionalità dell'Arlef in questo caso, no? Anche se io e lui, devo dire, andiamo molto d'accordo, anzi diciamo facciamo squadra io e lui, noi siamo i più progressisti nel conclave Sì. e diciamo lasciamo ad altri la parte dei conservatori, diciamo così. Ma allora questa è la domanda successiva, quanto si presta il friulano, quanto si presta la cultura più in generale friulana ai canali social, insomma a questi strumenti e come riescono ad arrivare poi ai secondo me si fruitori, agli utenti? presta tantissimo, anche perché il friulano soprattutto in certe espressioni, cioè io lo trovo anche concreto, ma è proprio perché è concreto anche molto visivo, molto metaforico, no? Perdonami, qual era l'altra domanda? No, appunto se si presta, Sì, secondo me come lingua, ma è proprio anche a livello culturale, no? A questi strumenti che sono sì, nuovi, che sono innovativi. Infatti volevo aggiungere, ecco, scusami, che è interessante che l'Arlef in questo caso abbia deciso di sfruttare questi canali che sono comunque un linguaggio contemporaneo, il linguaggio delle nuove generazioni nate in questi ultimi decenni, insomma, per fare leva sul friulano, cioè dire che non è una lingua morta, non è una lingua dei nonni o soltanto, voglio dire, dell'agricoltura legata agli stereotipi, ma una lingua viva, una lingua che trova la sua attualità anche nella comunicazione visiva. Le rubriche qui che stanno scorrendo sono molto diverse tra loro, poi nel tempo ne abbiamo inventate e messe a punto tante. Alcune sono state abbandonate, altre ovviamente proseguono, viene continuamente rinnovato. Ma qual è stata tra queste campagne che voi avete fatto la più sfidante, la più originale, quella che vi ha messo di più alla prova? Ma le direi quelle in cui siamo partiti col tradurre letteralmente i grandi marchi internazionali in friulano e poi l'abbiamo fatta evolvere giocando su delle invece assonanze, cioè grandi nomi, grandi brand che suonano, ecco questo c'è un esempio, che suonano come il friulano, quindi dal Biochettasi che diventa il Miorchettasi. Questo ad esempio è diventato viralissimo perché l'hanno addirittura ritagliato e fatto diventare uno sticker è girato su WhatsApp. È anche questo. è mitica. Ecco, questa è la rubrica che diciamo forse tra le più immediate e creative. Poi ce n'è anche di più sottili, ce n'è alcune legate ovviamente alla lingua perché c'è nel senso proprio del termine, quindi quello che compaiono un po' più nelle storie, diciamo, dove ci sono dei quiz, come si dice, come non si dice, o come lo dici tu anche, tipo dei sondaggi senza essere ovviamente talebani, no? Oppure ci sono queste che le chiamiamo noi falsi amici, cioè i false friend in inglese, invece esistono anche in friulano, cioè la stessa parola in una lingua e in un'altra ha un significato completamente diverso. Queste sono un po' sono dei meme Black Eyed Peas, però magari ci vuole un attimo, però quando ci arrivi magari esatto. Ovviamente rubacchiamo un po' anche quella successiva, ad esempio Puce di Stitch, ovviamente noi anche un po' rubiamo dai cartoon e da...
Volevo dire una cosa, William, ce la siamo detta diverse volte anche qui in questi studi, ma quale occasione migliore per ribadire il concetto? Il fatto che, come si diceva, il friulano non è una lingua del passato, il friulano è una lingua che dimostra di essere assolutamente al passo coi tempi e anzi di guardare al futuro. Insomma, quel poco che abbiamo visto fino adesso lo racconta. Il friulano, come tutte le lingue, ha un passato, ha un presente, che è questo, avrà un futuro sicuramente, perché se uno va a leggere quello che scrivevano il friulano 100 anni fa, 150 anni fa, diceva ormai è finito, no? Leggevi queste cose 100-150 anni fa, quindi secondo me non è assolutamente vero, non è finito, anzi questi mezzi moderni, anche le nuove tecnologie che non sono ormai più nuove, sono tecnologie e basta, pensiamo solo all'intelligenza artificiale, quanto può aiutarci nel diffondere le lingue, ecco, secondo me avrà un futuro tranquillamente. Poi un fattore importante che è stato citato più volte è la concretezza della lingua. No, quando tu in friulano fai fatica a girarla attorno, no? E questa è una grande risorsa, più di quanto noi pensiamo. La capacità di arrivare dritti al punto, spesso con una sola parola chiarissima. Paolo? No, infatti prima scorrevano le vignette, c'era tango, no? C'erano i ballerini e la mano con una ciabatta, ma i fruits di voi a Sano c'è calè il tango? Ma i miei sì, no, scherzi, no, in realtà lo sanno perché hanno sentito queste parole. Dicono che tanti paraulis a Sameca non li sa vedere, in realtà li sanno, ha fatto una ricerca bellissima, una professoressa all'Università di Padova e l'ha detta a un asilo dalla zona di Glemone, no? Ha una roba interessante, la conoscenza passiva di una lingua, no? Quindi i frus che non lo chiacchierano in chiesa, no? Che praticamente in teoria non vengono di Savenù e di Furlan, e furono alla pubblicata dopo, no? Una conoscenza passiva della lingua incredibile, no? Che dopo noi abbiamo anche che hanno scontato in tramite i social, che avevano recuperato dopo. Magari a Stan fino a 15-16 anni, che no, come un flum carsic, resta la sot e dopo ven su e tanto di che lì, non dico ovviamente lui, ma tanto di che i giovani lì i tengono anche modo di più, perché si rendono conto più di che gli altri dalla perdita. E tra le scuole, qual è l'interesse per Furlan? Ma la scuola ha un evore alto perché è una grande tradizione in Friuli, anche questa è una roba che non si rende in conto, ma in Friuli rispetto a altre regioni d'Italia le ham verso la cultura locale alle un evore forte, si è sempre fatta attività, addirittura pensate il primo libro che ha portato il Furlan a scuola è dal 1924, non 2024. No, non lo abbiamo fatto dopo 100 anni dopo Cunanin, ma il primo libro è dal 1924, dopo sono succedute altre robe in Italia che potessi immaginare che hanno bloccato quel processo. Pertanto, la scuola ha tradizionalmente un evore a favore, un evore a pro, anche se più a livello regionale che non a livello centrale. E avendo tanti insegnanti che lavorano ogni giorno al Furlan. E anche questa non è una roba di poco. E chiaramente i frus e i famiglie avevano di riflessi questa situazione. Questo non vuol dire che non siano mille problemi, ma io vorrei schiarare anche la tazza mia è plena, non come che mia è ma le adesioni sono sempre alte? Le adesioni sono alte, anche questa non è una roba che deriva di Cumò, no? È sempre il frutto di una storia, più o meno intorno al 75%, in certi bandi, in provincia di Udine anche il 90-95%, chiaramente tra le fasce più marginali no? Non dal senso etico ma dal senso geografico, no? Ha un po' più di difficoltà, però si fa stand perché abbiamo più di 1000 insegnanti che ogni anno scolastica insegna. Il problema è che anche chi dopo vanno in pensione hanno un numero compagno di chi entrano. Però questo dipende anche da un altro fattore, che forse anche chi poco si sa, che i furlans non vogliono insegnare. Se guardate a chialà, e chi me lo hanno detto gli amici dall'Università di Udine, a chialà iscritti a Scienze della Formazione,
in proporzione sono manco il furlans rispetto a altre regioni Veneto, ma anche di Trieste, no? E qui chiaramente se un dal Veneto al di Trieste è difficile che le insegni il furlan, ma io voglio dire andare anche insegnanti che vengono di altre regioni che insegnano il furlan. Adesione alti anche di bandi di fameis che non chiacchiari in furlan. Sì, è stato fatto un approfondimento anche su questa, una delle ultime inchieste, e vi veduto che paradossalmente in certe zone è più alta l'adesione dai foresti che non dai locali. Ancora una pausa per la pubblicità, poi di nuovo insieme con Elettroshock. Eccoci di nuovo insieme con Elettroshock, ripartiamo da Rossella Dosso, si parlava prima della pubblicità di scuola, anche di università e allora chiediamo subito come è nata questa idea di dedicare appunto una tesina alla Gorizia tra fine 800 e inizio 900 e che cosa questo ha a che fare poi con il friulano. Certo. Io mi sono diplomata al liceo classico di Gorizia Dante Alighieri, che è l'erede dello Stad Gymnasium d'allora, e ho deciso di portare come tesina appunto una tesina che riguardasse la scuola stessa, partendo da un aneddoto di un mio antenato, Arturo Dosso, che è vissuto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e frequentò lui stesso lo Stad Gymnasium. Era in classe con personaggi come Lorenzoni, Brusin, e sostanzialmente lui si laureò poi a Graz in giurisprudenza, fu segretario provinciale e fondò una rivista, il Forum Iuli, che prese il posto delle pagine friulane. È una rivista per la quale scrissero diversi intellettuali e studenti anche dello Stad Gymnasium. Lo Stad Gymnasium ha avuto un ruolo fondamentale, è stato un fiore all'occhiello nel panorama scolastico dell'impero austro-ungarico, dove gravitarono diversi studenti provenienti un po' da tutto l'impero e dove il personale docente era estremamente preparato di livello, c'erano docenti sloveni, italiani, tedeschi. E in un contesto, quello storico, dove c'era questa confluenza di diverse etnie, di diverse lingue, no? Infatti si parlava il tedesco, lo sloveno, l'italiano e il friulano. Il friulano assume un ruolo importantissimo in questo periodo, tra la seconda metà dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, si eleva da sermo rusticus a lingua alta e fa un po' da collante tra le varie etnie, perché veniva parlata da tutti i ceti sociali, da quelli meno abbienti a quelli più elevati, tant'è che per esempio il conte Coronini scriveva in friulano, ma lo stesso papà di Carlo Michelstetter, no, che è stato anche vice segretario della filologica friulana e vicepresidente della filologica friulana, scriveva anche lui in friulano. E non è un caso appunto che proprio il massimo presidio per la cultura e la lingua friulana sia nato a Gorizia nel 1919, dedicato a un altro grande goriziano, grazie a Dio, Isaio Ascoli. Perché? Proprio per le motivazioni che ho detto, perché l'identità friulana, la cultura e la lingua friulana faceva un po' da collante in un panorama in cui andavano a incontrarsi diverse culture, diverse lingue. Ed è importante anche la produzione letteraria di questo periodo, perché nonostante solo il 10% della popolazione allora parlasse e scrivesse in friulano, c'è stato un proliferare, insomma, di testi, di poesie, di scritti in lingua friulana. Il Forum Iuli è un periodico dell'epoca, ha avuto una vita breve perché è stato pubblicato dal 1910 al 1914, ma aveva un intento, tra i vari scopi, un intento importantissimo, che era quello di dare una base scientifica alla lingua friulana e di unificare l'ortografia. Intento nel quale non riuscì per la durata troppo breve appunto della rivista, però gettò le basi insieme appunto a tutti gli intellettuali che vi parteciparono per la nascita della filologica friulana. Mi piace molto questo passaggio del friulano come collante sociale, che è insomma una cosa davvero, davvero molto curiosa. Facendo un balzo in avanti e arrivando ai giorni nostri, come è cambiato il ruolo del friulano? Sì, a Gorizia sì, io abito a Capriva del Friuli, no? E frequento moltissimo Gorizia, ho fatto il liceo lì, quindi insomma le mie amicizie sono tutte a Gorizia.
E ho notato questa cosa che, frequentando poi l'università a Udine, come a Gorizia in città non si sentono ragazzi che parlano friulano. Nel momento in cui ci si sposta, già nella destra Isonzo, tipo a Capriva, Cormons, si sente parlare friulano, e a Udine proprio si sente tantissimi ragazzi della mia età che parlano anche all'università in friulano. Il friulano a Gorizia, diciamo, è comunque ancora presente, è sentito nel quartiere di San Rocco, dove viene anche pubblicata la rivista di Borg San Roc, a Lucinico e appunto in tutta la destra Isonzo, anche se simbolicamente si è un po' perso, no? Per esempio a Gorizia rimane la dicitura Friuli all'Auditorium della Cultura Friulana, o nella destra Isonzo nei comuni di Capriva del Friuli e di Mariano del Friuli. Un'altra cosa che mi ha sempre lasciato un po' stupita è il fatto che magari, soprattutto nelle generazioni, della mia generazione, diciamo, e quelle dopo, le persone che sono nate qui non trovano magari tante volte un interesse nell'andare a approfondire la cultura e la lingua friulana. Cosa che invece accade per ragazzi che arrivano qui, perché io durante la triennale ho avuto modo di conoscere un ragazzo del Montenegro che è arrivato qui con la famiglia da piccolissimo, e lui ha voluto proprio imparare il friulano, ha fatto un corso, ha preso un certificato, ha voluto insomma approfondire. E secondo me un ruolo importante è quello in primis delle famiglie, che devono insegnare laddove ci sono dei genitori o dei nonni che conoscono appunto la lingua, trasmetterla, no, in famiglia, in casa ai ragazzi, ma anche le scuole, perché è importante insegnare la storia del luogo, no, i personaggi che hanno segnato anche la storia locale. Per esempio io, come dicevo, ho fatto il liceo classico di Gorizia, ma nessuno mi ha mai insegnato niente o raccontato nulla sullo Stadtgymnasium o sulle tante personalità che hanno poi di fatto segnato il panorama culturale del goriziano, e questo è un peccato. Questo è un bel problema, sì, non è solo un peccato, sì. è un bel problema. Sì. Adesso stiamo parlando del friulano e di questo territorio in particolare, ma insomma, potremmo ampliare un po' il discorso relativamente alla scuola. È vero, William, che molto spesso i ragazzi non conoscono quello che hanno attorno. Voi peraltro avete portato in tempi recentissimi anche nelle scuole la storia di Marco da Moruzzo, e insomma per i ragazzi, per i ragazzini, per i bambini, vedere un film che racconta la storia di quello che per loro è un eroe, la fine insomma non è stata bellissima, ma un eroe di casa loro, l'interesse c'è, quindi questo deve insomma anche interrogarci su cosa proporre, il che non vuol dire che non dobbiamo insegnare il resto, ci mancherebbe altro, ma nemmeno dimenticare quello che è vicino a casa nostra. Sì, anche perché ce l'ha insegnato anche Cardini, no? che avete intervistato anche voi, ci ha insegnato due cose, ho rimarcato due cose, che innanzitutto raramente la storia dei Friuli non è anche contemporaneamente storia europea, perché qui tutt'oggi, no, è un posto da un punto di vista geopolitico importante. E l'altro fattore è che qualsiasi storia ha un livello locale e un livello nazionale, internazionale, come lo vogliamo chiamare, ma i tre livelli si intrecciano. Infatti una cosa che mi ha incuriosito e mi ha stupito anche di lui ha voluto avere il libro, ma dell'autore locale, perché lui dice: io le cose le apprendo non solo leggendo Marc Bloch, ma tante volte soprattutto da bravi autori e storici locali, e questo è anche un modo per incuriosire, come dicevi tu, i ragazzi, perché è chiaro che se gli parliamo della Magna Carta, no, di 800 anni fa, sì, può avere un suo fascino, ma se magari li portiamo su in castello e gli diciamo: qui è stata la sede di uno dei parlamenti più antichi d'Europa, ma uno forse magari è un po' più incuriosito, un po' più interessato, anche perché magari si gasa un po' di più, no? Dice, insomma, interessante sta cosa. Beh, ma questo insomma è fondamentale in genere, no? Nella scuola, come si propongono le cose, il linguaggio che si utilizza, l'approccio è fondamentale. Parlavamo di Marco da Moruzzo, anche il ruolo della bandiera, il significato della bandiera, di portare la bandiera. Glielo proponi così, probabilmente, non dico che se lo ricorderanno per sempre, però rimane sicuramente più impresso che no leggerlo, forse, non è detto, in qualche libro. Certo, poi quella lì è una storia avvincente che
sembrerebbe un romanzo quasi, no? Questa persona che per la parola data porta alle estreme conseguenze il suo giuramento e devo dire che anche la storia della bandiera in sé, su cui anche recentemente abbiamo fatto un video con i ragazzi di Jupa al Tubo, con la mitica Desiree, no? che spiega la storia della bandiera del Friuli e delle sue origini e di come è arrivata sino a noi. Fra l'altro anche qui siamo uno dei pochi popoli, delle poche regioni, direi del mondo, d'Europa ma del mondo, che possono dire di avere l'esemplare della bandiera del 1300. Uno va in Duomo, nel Museo del Duomo, e può vedere la bandiera friulana del 1300. Chissà quanti la sanno questa cosa. Allora, visto che l'abbiamo citato questo video, io insomma pregherei la regia di mostrarcelo, così vediamo appunto Desiree Chiappo e vediamo questo video che peraltro appunto proprio sui canali social ha avuto grandissimo Sì, che poi fra l'altro viene riproposto anche sul vostro canale come si dice, non in stream ma nell'altro modo, on demand. Ecco. On demand. Dovremmo tradurre anche on demand. Ci pensi mentre vediamo il video e ci sì, dici come possiamo tradurlo, vediamolo. Il patriarca di Aquileia, Bertrando di Saint-Geniès, sta attraversando le terre di San Giorgio della Richinvelda. Non sa che un gruppo di uomini armati lo attende sul cammino. Ha molti nemici tra la nobiltà locale. Non gli perdonano di aver cercato di rafforzare il potere patriarcale. L'imboscata è brutale. E via lui! Bertrando viene colpito a morte. Il suo corpo viene caricato su un carro e trasportato fino a Udine. Beh, con il rispetto dovuto a un uomo della sua carica, penserete voi. Ma che? Tra insulti e scherni degli assalitori. E come se non bastasse, lo accompagnano nel viaggio 2 meretrici. Un oltraggio per umiliarlo anche dopo la morte. Ma c'è qualcosa di potente che viaggia con lui. Un drappo di seta grigio-azzurra con un'aquila dorata al centro. Ragazzi, non avete sbagliato canale, siamo proprio su Jupa al Tubo. Lo so, sto parlando per Taliano. È che in tanti da fuori regione ci hanno chiesto di saperne di più sulla bandiera del Friuli. E allora, chi che lo sai? Quel vessillo da secoli rappresenta la patria del Friuli, lo stato patriarcale di Aquileia, che per secoli ha difeso la propria indipendenza. E quel drappo è arrivato fino a noi, conservato nel museo del Duomo di Udine. Insomma, possiamo vantare di avere una delle bandiere più antiche del mondo. L'aita vio di Lady Donghie, mi raccomandi. Ok la bandiera, ma i friulani hanno anche un altro primato, il campanile più alto d'Italia? Ma no, Kel, dai! Il primo tiramisù della storia, o forse potrebbe essere anche Cumovonde, in tutasis. Torniamo seri, in Friuli e precisamente a Sacile. Il Parlamento del Friuli ha approvato nel 1366 le Constitutiones Patrie Fori Iuli, una sorta di costituzione dell'epoca, robe da Guinness del diritto. Tuttavia, il dominio patriarcale non dura per sempre. D'altronde, niente dura per sempre. A parte... aspetta, cos'era? Ah, ecco. Così, nel 1420, la Serenissima Repubblica di Venezia muove guerra al Friuli e lo conquista. La bandiera, però, non scompare, anche grazie ad eroi come Marco di Moruzzo, che ha difeso il vessillo del patriarcato con grande coraggio. Ti petto niente male, eh? Secoli dopo, negli anni 70 del Novecento, la nostra terra vive un periodo di grandi cambiamenti. Figli dei fiori? Figli delle stelle? No. Figli di un Friuli che sta attraversando nuove sfide. Si avverte il bisogno di ridare forza al simbolo dell'identità friulana. Un giovane, Giorgio Ius, decide di disegnare la versione moderna della bandiera del Friuli. Tra une plume e une sgrife, passando per varie sfumature di blu, ecco che la nuova versione della bandiera viene presentata ufficialmente alla prima festa della patria del Friuli ad Aquileia. In questo contesto la bandiera diventa emblema di resistenza e rinascita. Sventola nei paesi, nelle città, compare ovunque. Ehi, non esageriamo! La bandiera diventa nuovamente il simbolo di tutti i friulani e mentre sventola il Friuli e nel mondo, racconta la forza di un popolo che non ha mai smesso di credere nella propria identità. Fantastico!
Vierzeet lis alis, tirait fur lis griffis e vignita meti un biel mi plas penestre bandiere. Mandi! Allora, ecco William, questo racconti bene anche quello che dicevamo prima, no? L'approccio, il linguaggio, come comunicare, no? Poco tempo, con un linguaggio che arriva dritto agli utenti, ma che racconta cose importanti. Beh, Dio, anche qui c'è la bravura di Desiree, che non finiremo mai di ringraziare, tutti i ragazzi di UPA al Tubo che ci aiutano a fare questo tipo di traduzione, no? Portare degli argomenti seri come la storia della bandiera di Marco, no? Di come si è trasformata, eccetera, però riuscirli a comunicare ai giovani. Questo è fondamentale. Che non significa svilire nulla, no, anzi, però se lo avessimo guardato 20 anni fa ci sarebbe sembrata una cosa assurda. Blasfema Io quasi. mi ricordo la prima volta che ho guardato una cosa del genere in inglese, ho detto ma che roba è sta qua? Però se non ci adattiamo noi ai tempi... Cambia il linguaggio. Esatto, certo. esatto. Non saremo mai vincenti su nulla. Ma riesco a fare ancora una domanda? Sì, Oppure... poi sì. andiamo in pubblicità. Secondo te quanto è forte in questo momento l'identità friulana? Molto più di quanto sembri, perché è forte non solo fra quelli che parlano friulano, ma anche fra quelli che non lo parlano e si sentono friulani, anche fra quelli che sono venuti qui, prima Rossella ha citato un caso, ma ce ne sono tanti, e vogliono integrarsi. Quando si integrano sono anch'essi orgogliosi, no, di questa terra. Quindi io sento molto forte questa identità, anche perché negli anni abbiamo perso finalmente lo stigma, no, del friulano, no, in senso negativo, come poteva essere ai miei tempi. Adesso io vedo che nei giovani è un valore positivo, direi quasi esclusivamente positivo. Questo è importante, è un cambiamento di non poco conto. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Eccoci ancora con Elettroshock, siamo partiti dal libro Ognun al Bale cun Soagni, abbiamo fatto poi tante riflessioni che ci hanno portato indietro nel tempo, poi di nuovo nel presente, ci hanno fatto guardare anche al futuro, però insomma non ci siamo dimenticati del libro. Allora William, a tua scelta, in cosa ti esibisci? Ma allora io avare siella per aule supermarchiat, no? A me mi piace un'evore che capars che è plena di giusti per aulis, no? Dopo ognuna ha le sue preferenze. E hai così, supermarchiat, grande botteghe, lì che si vende un po' di tutto. E hai vassune sdrume di protestis, la proposta dal Comune di Udin di fare l'ennesimo supermarchiat e aree de ex fabbriche dormis. Critichis che il Comune l'ha rimandata al mittente, rispondendo con che comunicà stampe. Ascoltate. Non è vero che il Comune di Udine al favorisce i supermarchiati. E qui che al dice il contrario, alle Carrefour col chiaf. Il nostro Comune ha un'esselunghia esperienza in temi di urbanistiche e ha sempre rispettato il panorama e la natura sì. Le nostre priorità, al di UE, sono le politiche per la famiglia e assicurando tutti i cittadini che continueranno sempre a lavorare per il bene del Friul Market. Dopo per fortuna, ovviamente i no parchisti ne hanno scritto, dopo hanno cambiato idee sì, e hanno fatto un'evore più interessante dall'ennesimo supermercato. Pensate agli ovins e ai frutti. Per aules è espressione che è dopo difficile tradurre in italiano, no? Cioè cif e ciaf. Cif e ciaf, ingrisigni. Impossibile. Iacume. È impossibile, è impossibile. Ma anche Tananaica non è nome un calchiante? Non è nome un calchiante, che lì è una parola importante, perché è una parola che ha su tutto l'arco alpino, con lo stesso significato, pertanto la condividiamo probabilmente fin al Piemonte, all'Occitania, no? Che è un termine interessante. Però è di dire che tanti di questi paraulis che sono qui, alle pardabon difficili, sono pardabon difficili di volta. Questa è una caratteristica un po' di tutte le lingue e è anche la ragione per cui si dice che
tradugi, soprattutto tradugi poesie, alle tradì, non le tradugi, perché è impossibile tradurre una poesia. A me mi piace il furlan che ti aiuta quando non ti vengono le parole. Il tramai, che il tramai, sì. Il chiosul, va bene anche per persone, sì, schiosul, sì, chiosule, sì, no? Sì. L'argain. L'argain. Sai che a te ti piace la parola sì. Argain? Un evore. No, a non svolare. Cioè, no? Le ingle, no? Ecco. Sì, sicuro. Io l'argain è una parola che mi piace un evore. Fra l'altro, che libri qui al chiappe un'età di tempo che va dal 19 al 22. Pertanto sono anche parole che hanno dentro il periodo del Covid e sono una vora interessanti anche che chi dice che non c'entra neanche in chi scasco in quel periodo, ma è una parola che può dare valere praticamente anche come argain, macchinari, dispositivi per un certo fin. C'è vitis con che digitale terrestre, no? Si visarisca in ogni momento che cambiava in canale, no? Quando credevi di essere ormai a pues con i news televisors e decoders, ve che come si squen tornare a cambiare su tutto, per il plaisir dei produttori di che argains e il displaisir di tiare sempre più plene di scovacis. Il new switch off, come che lo chiama in italiano, ha causato vari problemi di ricezione, anche qua in Friuli. Per esempio, io per un bel po' di giornate, impendivio di programmi RAI dal Friuli Vignese Giulie, e scugno contentami di che de Val d'Aoste, anche se sull'imprint a me di noiessimi neanche in accordo al cambiamento, sta anche tutti i due non faveli mai di Friuli. No. Un po' triste, no? Un po' triste, ma insomma... No, a me mi piace un errore, torni a dire. Friuli plaza, che della RAI non placerà, ma insomma sanno anche loro che a scherzin, no? Mi piacerebbe lei anche una sul periodo della Covid, ande vari che no, sono interessanti, vi dico sacchiati che volevi lei, ecco. Anche queste basate su un fatto vero, perché a Sintarisca è una roba un po' strana, ma è succeduta veramente. Da di volte, perdi la ragione diventa mas. Per via del coronavirus, come si induce obbligati a restare in chiesa. Che non è così facile come a me, no? Lo vi provate, se vengono le per noi è facile. Vemo allora che qualcuno si è ingegnato per aiutare la gente a tenere botta a queste croci. A Bibion, per esempio, il plevan, per far sentire che la Chiesa e le donne si fedeli, ha chiariato su un tunnel a peccare la statua di Madonna e le ha portate a Tor per svis dalla cittadina. Purtroppo però non tutti ha capito bene il spirito delle iniziative. Un signor di fatto, quando l'ha peccare si è avvicinato a chiesa so, ha fermato il prete e ha detto che al scusi signor Prevan, già che lei può al chioli su anche la me di Madonna, che io altre 2 settimane scusi o 2 volte. No. Qui approfitto della lettura che hai scelto perché abbiamo l'illustrazione. Bravissima, che l'hai citato. Grazie, troppo gentile. E questo ci dà l'occasione anche per parlare di chi si è occupato delle illustrazioni. Ne abbiamo qualcuna, penso, no, in regia. Se ho dato la chiavetta giusta. Daniel Quello, che si pronuncia Daniel Queggio, che appunto già dal primo libro che ho fatto ha curato le illustrazioni, è bravissimo, fra l'altro lui ha incominciato a lavorare quando viveva qui in Friuli, poi nel frattempo è diventato uno dei fumettisti italiani più quotati. Adesso vive a Torino e sta avendo un successo fantastico, fra l'altro non solo in Italia ma anche fuori dall'Italia, perché è veramente bravissimo con i suoi personaggi e devo dire che molti dei complimenti che ricevo per il libro sono per la copertina, perché è riuscito a rendere il disegno Lagna Cabale con Sonnevot in maniera perfetta, e poi anche i disegni che ha fatto all'interno sono uno più bello dell'altro. Tra l'altro abbiamo visto tra appunto i vari fumetti quello di Florian e Venturin che si interrogano su quel cicciotto di Babbo Natale che è comparso, no, in Piazza Libertà. Abbiamo pochissimo tempo a disposizione e io volevo tornare, visto che si parlava prima del friulano legato alle origini, legato spesso all'infanzia, ai dialoghi coi nonni, il tema delle filastrocche, perché è vero che magari
molti oggi non parlano più il friulano, però a memoria ricordano filastrocche proprio in friulano. Rossella, è così? Sì, a me è capitato a Meduno di conoscere una signora anziana che a un evento si è alzata in piedi e ha recitato delle filastrocche bellissime, molto ironiche, simpatiche, e io sono rimasta colpita da queste filastrocche. Allora mi sono avvicinata e le ho chiesto se le avesse scritte lei o se le avesse lette da qualche parte, e lei mi ha raccontato una storia interessantissima, ossia che sua nonna Ida, quando era piccolina, all'età di 7-8 anni, era rimasta orfana di padre ed era andata presso una famiglia di possidenti a lavorare. Lì aveva imparato queste filastrocche durante i filò, una tradizione friulana, no? Quando ci si ritrovava nelle stalle la sera, e si raccontavano queste filastrocche un po' per spezzare, diciamo, un clima anche di tensione, di fatica della giornata. Sono ambientate a fine Ottocento nella pedemontana, nella pianura, in un contesto storico appunto difficile per la povertà, l'emigrazione, e ho pensato che fosse il caso di andarle a raccogliere in una piccola pubblicazione che appunto è Nanis di Vita, che raccoglie queste filastrocche, perché era giusto, insomma, che rimanessero un po' nella storia, perché comunque rappresentano, seppur in maniera marginale, una tradizione, no, che ormai non c'è più. Una tradizione orale che meritava sicuramente una scrittura. No, sono troppo lunghe, ma lei tutta a memoria se le ricorda. Infatti, questa è un'altra cosa che riguarda la scuola, rispetto alla quale qualche riflessione forse dovremmo fare. Rapidamente, prima di andare in chiusura, volevo anche chiedere a Mauro se c'è qualcosa di nuovo che sta bollendo in pentola, qualche progetto al quale si sta già lavorando, se possiamo anticipare qualcosa. Anticipare non si può anticipare. Puoi anticipare, dai, visto che siamo stasera fra amici, che stiamo facendo un libro molto importante. Okay, sì, stiamo lavorando... Mande PD1, quindi... Sì, no, io mi riferivo a quello delle medie, scusa. Ok, vedi che ci sono molti progetti. Ce ne sono due in realtà. Ce ne sono molti, Ha fatto tutto lui. Come sempre. Non so, dice che potevi Dio... No, comunque c'è un progetto molto importante, molto interessante, legato alla didattica delle medie, e sarà anche avvincente anche per noi, proprio come studio, riuscire a, anche lì, dare la giusta veste grafica e la giusta... diciamo impronta perché raggiunga il proprio scopo. Però insomma la partenza è buona, adesso ci sarà tanto lavoro, è un lavoro lungo. E insomma, col sussidiaria NIN avete raggiunto i ragazzini delle elementari, fate l'upgrade. L'upgrade. Per Furlan Chiarniel queste volte. Upgrade. Che in Furlan si dice? Dura queste. Dura ma la sua cirude queste volte. Sì. Una battuta, scusa, cioè il libro si siara con 3 poesie di Nadal. Sì, perché ogni Nadal, come che al sa il direttore, non scrive una paraule, ma ha scritto una poesia. Poesia è una grande parola per me. No, una poesiuta, insomma, è sempre sul scherzoso, proprio per celebrare, no, qualche fatto che succede, ma soprattutto il fatto del Nadal. Mi è piaciuto differenziare proprio per la valenza e la differenziazione che ha. Ecco. Grazie. Grazie allora a William Cisilino, grazie ai nostri ospiti per quello che ci hanno raccontato. Insomma, attendiamo le novità, siamo curiosi e speriamo di aver un po' contagiato. Questo è il libro Ognuno al balle con Soagne. Chi volesse leggere altri aneddoti, insomma, c'è ancora la possibilità di averlo, Paolo. In edicola, certo, con il Messaggero Veneto, sì. E quindi, insomma, non avete scuse. Grazie ancora, buona lettura a tutti. Grazie Paolo. Grazie a te, un saluto agli ospiti. Arrivederci.